ora in onda Potere al Popolo. Ed eccolo qui, Sammy Varin. Mi chiamano già microfono verde, perché chi ci guarda in radiovisione, vedete, microfono verde sotto di me, e selezionato accuratamente dal sottoscritto. Ben ritrovati in diretta dallo studio di Radio Libertà. Siamo in via Bellerio 41 a Milano, a Foricentro, la fermata della metropolitana, per voi viandanti che le ferie le vedete col binocolo e che ci vorreste magari venire a trovare casualmente, capitate in zona con un salame di mezzo metro o anche con un gelato, va benissimo, al pistacchio per il Simone. Buona mattinata a chi è in vacanza invece si può permettere qualche giorno di staccare, ma mangia pane e politica anche a colazione, e a quest'ora si può fare anche un aperitivino, e giustamente ascolta Sammy Varine, Radio Libertà, per sapere che cosa si muove. Si muove che è saltato il maxi vertice tra volenterosi e Stati Uniti su Hormuz. Pesa la linea rossa dello sminamento UE. Così apre in questo momento il sito di Repubblica. Mentre il Corriere, un'altra notiziona che qualcosa mi dice non ci farà felicissimi. Tajani annuncia: abbiamo deciso di utilizzare il fondo SAFE per l'acquisto di armi. L'Italia chiederà 14,9 miliardi. Il ministro degli esteri, dopo il vertice NATO di Ankara, Crosetto deciderà come investirli. C'è un'altra notizia appena battuta dalle agenzie. In Francia, trovati i corpi di 5 neonati in una casa a Orange. Erano all'interno di scatole di cartone. Questo ed altro ne parleremo tra pochissimo. Sì, ci sono parecchi messaggi e anche parecchi audio da trasmettere anche riguardo la trasmissione di ieri. Ieri è andata in onda la prima puntata di Guest Star, un nuovo format multimediale, e io l'ho condotto con il senatore Alessandro Morelli. Avevamo ospite, come primo ospite, Claudio Borghi Aquilini. È stata la puntata pilota, poi torneremo in onda a settembre, e tantissimi di voi e anche nuovi ascoltatori, perché eravamo in diretta multimedialmente su vari siti, su varie pagine Facebook, e moltissimi di voi ci hanno fatto i complimenti. Qualcuno ci ha rampognato dicendo: ma però potevate parlare un po' più di politica, e c'era Claudio Borghi Aquilini che è più economista, lo sapete, e quindi magari trasmetteremo anche più tardi qualche audio tra i tantissimi che non siamo purtroppo riusciti ieri a trasmettere, perché poi alla fine, sai, si chiacchiera 2 ore di diretta, ma volano. A proposito, se ve le siete perse, a mezzogiorno di oggi, dalle 12 alle 14, rimanderemo in onda questa nuovissima trasmissione che appunto ha avuto una puntata zero, poi riprendiamo a settembre, prima e dopo Pontida. Pontida il 20 di settembre, avremo la settimana prima e la settimana dopo la puntata serale, immagino ancora dalle 21 alle 23, di questo nuova tipologia anche di comunicazione, perché effettivamente diciamo cose per cercare di fare agenzia, e quindi cerchiamo di strappare all'ospite notizie che possano fare agenzia. E attenzione, perché i giornalisti in questo momento, colleghi giornalisti delle varie testate, stanno lavorando, e quindi mi immagino che escano delle battutine che abbiamo strappato a Claudio Borghi Aquilini ieri sera. Vediamo. Intanto tra pochissimo, comunque, e dopo il cui Parlamento, avremo Amanda Vitale con noi, una giovane artista che ha rifatto in maniera particolarissima una vecchia canzone di Biagio Antonacci, Iris, e alle 11:30 avremo un autore, Dario Corradino, che ha scritto vari libri sul cammino di Santiago di Compostela. Gli chiederemo che cosa vede in questo viaggio così particolare, che hanno fatto in molti, ma non conosciutissimo ai più. Ne parleremo intorno alle 11:30, oltre che naturalmente leggere i vostri messaggi arrivati in mattinata e ascoltare le vostre meditazioni su quanto accade. Prima però
il Qui Parlamento in ogni trasmissione. Ci colleghiamo con il Parlamento che racconta in diretta quelli che sono i lavori parlamentari. Diamo la linea al senatore Cantalamessa. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Chiaramente mi unisco nel ricordo del comandante Alfa del collega De Rosa e parto citando una canzone. Quindi cito una canzone che ha vinto un premio 2 settimane fa e si collega al ricordo che ha fatto il senatore De Rosa. Mandiamo a fare in culo i carabinieri, oggi sono più forte di ieri. Mando a fare in culo i carabinieri, oggi sono più ricco di ieri. La tua ragazza mi dice vieni, facciamo attentati, non è Bataclan, armi e materiali, tutti nel garage. Questa canzone ha vinto un talent di Netflix 2 settimane fa e si chiamava Nuove Scene. Non voglio neanche citare il gruppo. Questa non è libertà di espressione, questa non è arte, questo è un manifesto di odio, questa è istigazione a delinquere, questo è oltraggio a pubblico ufficiale. Noi non possiamo permettere che questa passi per arte, perché se i ragazzi poi un domani non si fermano a uno stop, ci saranno delle responsabilità ben chiare nel non rispettare la divisa. Se poi ci sarà il morto, daremo la colpa a quel carabiniere che prova a fermare quel ragazzo. Stiamo arrivando all'assurdo e abbiamo il dovere di fare qualcosa. Io ho presentato una proposta di legge come Lega 1 anno e qualche mese fa, istigazione a delinquere in danno dei minori, anche se a mezzo canzone, perché questo è diventato l'inno di Maranza e delle baby gang. Ho fatto un'interrogazione parlamentare stamattina al Ministro delle attività produttive e ho parlato con l'Agcom e sto preparando un esposto all'Agcom perché non può passare la trasmissione di queste porcherie spacciate per canzoni e non è pensabile che vengano premiate ed è assurdo che i giudici di questo talent si sono complimentati con questo gruppo del quale non faccio nome parlando bene di questa canzone. Grande solidarietà all'Arma dei Carabinieri e questi ragazzi si vergognassero per questo schifo di canzone. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Iris tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati in quella. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Che sapori, che umori e che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Il mio nome, dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicina.
tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta il mare. Ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfasci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Dai che ricordi ragazzi, beh, sono tempi neanche lontanissimi, era il 1998, la canzone di Biagio Antonacci intitolata Iris, e pensate che questo pezzo del 1998 è la canzone dell'estate 2026 di Amanda Vitale, ciao! Ciao a tutti, sono felice di essere in collegamento con tutti voi. Grazie, piacere nostro e curiosi, molto curiosi che tu sia andata a rispolverare questo pezzo di Biagio Antonacci, Iris, tra le tue poesie e di un lontano 1998. Adesso la domandona, lo so che non si chiede mai l'età alle ragazze, però c'eri nel 1998? Già c'ero, sembra strano ma già c'ero. Ero piccolina, però già c'ero perché sono del 1995. E quindi insomma, un po' in ritardo, ma hai vissuto anche questa canzone che a quanto pare ti ha lasciato belle emozioni. Come mai hai deciso di proporla in quest'estate 2026? Guarda, di solito in estate si tende sempre a cercare il singolo orecchiabilissimo, il singolo che deve diventare quasi anche in maniera forzata una hit. Ma in questo caso io ho voluto fare quello che feci anni fa con un altro brano, ma quello l'avevo scritto io, Fragilità, che l'ho fatto uscire proprio la canzone più tranquilla, tra virgolette, io la faccio uscire in estate, quando ci sono tutte queste canzoni movimentate. Io faccio al contrario. E questa è una canzone davvero fondamentale per me. Poi è una canzone tratta dall'album Mi fai stare bene di Biagio Antonacci, e quindi è una canzone che l'ho riscoperta perché in un momento molto particolare della mia vita ho sentito questa canzone e mi si è aperto un mondo. Ho detto, ma io questa canzone la devo dedicare a qualcuno di davvero speciale, e così è stato. Hai fatto bene perché ce la siamo dedicata anche l'un l'altro, visto che sono ricordi bellissimi, anche dei bei tempi, che le canzoni di Biagio Antonacci erano proprio le prime emozioni importanti che lanciava, e quindi a quei tempi ancora i pezzi si centellinavano e si gustavano. Adesso c'è la confusione più totale e anche gli artisti importanti devono soggiacere a certe logiche di internet, e poi siamo inondati da produzione, ormai ne arriva una dietro l'altra e non capiamo più niente. Pensa che noi come radio abbiamo deciso proprio di mandare in onda solo artisti indipendenti come te e poco conosciuti a livello nazionale, ma che sono più genuini e con ogni pezzo che fanno ci lasciano un ricordo. Se dovessimo correre dietro a tutte le mode, a tutte le produzioni importanti, addio, e soprattutto saremmo uguali agli altri. Per fortuna che c'è Amanda Vitale da Maletto, città metropolitana di Catania, giusto?
Sì, sì, è un paese in provincia di Catania. Dove fa Meno male, fresco? meno male. Fa fresco questa mattina, Eh, mi dicevi? Allora, questa mattina c'è un po' di tramontana perché questo è un paese che riesce a far caldo, però ci sono dei momenti che c'è la tramontana e meno male perché piace anche la tramontana. In tutti i posti c'è caldo, vai a Catania, noi diciamo squaggi, e invece poi vieni qui e siamo in montagna, quindi ci sta freschi. Stupendo, stupendo, lo cantava anche Antoine, un pezzo intitolato La Tramontana, ma non è molto recente. Senti un po', a proposito di territorio, tu veramente nella tua canzone, a me viene in mente Terra Mia, ma anche in generale nelle tue produzioni, racconti Mm. l'amore per la tua terra, l'orgoglio per le radici siciliane. Sei stata anche selezionata, leggo, tra le oltre 1300 candidate e candidati per Musicultura. Perché pensi che sia importante non dimenticare le nostre radici, il nostro territorio? Perché è quello, sai, che io rimprovero agli artisti, quelli fighi, quelli importanti, Mhm. appunto, che tranquillamente poi se ne infischiano delle proprie radici, delle proprie tradizioni, del paese dove sono nati. Invece sarebbe bellissimo che anche gli artisti più importanti inserissero ogni tanto nelle loro produzioni almeno un riferimento a quello che è il loro territorio. Da dove nasce questo tuo amore per la tua terra, per la Sicilia? Guarda, io credo che il mio amore verso la Sicilia è un amore incorporato, è un amore che nasce dalle mie radici. La mia intenzione principale è portare, come dico sempre, il mio genere musicale che ha bisogno di un certo ascolto e sono consapevole che è indirizzato verso una nicchia e non verso la massa. Il mio obiettivo nelle canzoni è mettere anche dei termini siciliani. Il mio obiettivo è questo, lo sto facendo piano piano perché a livello discografico, a livello di mercato, come dicevamo prima, non è assolutamente facile, però in terra mia già c'è questa cosa. C'è ad esempio una frase: mi sento un pisci fuori a rosomare, lontano, ronido, non sa stare. E poi la canzone ritorna in italiano e dice: sì, in città si vive bene, scorre la lava in queste vene. Cioè questa cosa di alternare l'italiano al siciliano, perché il siciliano, io parto da un presupposto che per me il siciliano è una lingua con tante sfaccettature, come in tante canzoni stiamo vedendo che ci sono tante canzoni che hanno dei riferimenti al napoletano. Secondo me questa cosa si può fare benissimo con il siciliano. Se noi parliamo di Terra Mia, che è appunto il mio inedito, posso dire con certezza e con tranquillità che è una canzone che io ho scritto 8 anni fa, non è una canzone che ho scritto adesso. Però ci sono delle canzoni che devono maturare. Io l'ho messa lì in un angolo, tante volte l'ho guardata, tante volte ho detto la farò uscire. Però poi non è uscita mai. Ora è arrivato il momento giusto e sta trovando piano piano il suo spazio, perché mi piace essere nella vostra radio, anche perché è una radio libera e quindi la mia canzone è molto libera come me e quindi cerca determinati spazi liberi. Quindi questo grazie per la vostra scelta. E siamo noi che ti ringraziamo perché sfondi una porta aperta. Pensa che siamo stati una delle primissime radio a trasmettere canzoni in lingua, in dialetto, dal bergamasco al bresciano, al napoletano, al calabrese, al siciliano, e canzoni in dialetto per noi sono il pane quotidiano, e tuttora, chiaramente, quando ci sono produzioni che mi arrivano, io le trasmetto molto volentieri. Quindi un'operazione culturale importante quella che stai facendo.
in punta di piedi, certamente, perché come dicevi sei un artista di nicchia, come noi siamo una radio di nicchia e ci devono venire a cercare, è come fare la spesa dal contadino, la solita battuta che dico, andare al supermercato è comodo, ma fare la spesa dal contadino vuoi mettere la genuinità e i sapori, chi ci cerca lo fa perché cerca una particolare informazione anche musicale e chi ci cerca Sì. trova la musica ad esempio di Amanda Vitale che trovate su tutti gli store digitali, su YouTube. È chiaro, c'è questa Iris che è una chicca per quest'estate, ma dovete immediatamente cercare il pezzo Terra Mia, soprattutto se siete siciliani o se avete parenti o amici della zona. Mi raccomando. Amanda, la solita domanda è quella, cosa bolle in pentola, cosa stai preparando? Ricordando appunto, e lo faccio veramente con onore, che sei un artista che non fa la gara per salire sul palco, non sgomiti per salire su un No, palco, anche se ne assolutamente. hai calcati di importanti, hai avuto collaborazioni da brivido, ma da brava artista indipendente fai quello che ti senti e con chi ti senti di salire sul palco. È vero, Amanda? Bravissima, hai detto una cosa giustissima. Proprio l'altro giorno ho fatto proprio un post su Instagram dove ho messo un'immagine appunto di me che stavo suonando e ho scritto proprio questo. Adesso se un attimino, ho scritto proprio questa cosa, ce l'ho davanti. Non salgo sempre sul palco a tutti i posti, scelgo pochi eventi con cura e dedizione, perché credo che ogni appuntamento debba avere una importanza reale. Non mi interessa accumulare live solo per riempire le locandine. Non mi guardo indietro per vantarmi di quello che è stato, perché so che il futuro sarà ancora meglio. Questo l'ho scritto l'altro giorno, quindi vado proprio a fagiolo con questo che stai dicendo tu. Fortissima, fortissima. Capite un attimo lo spessore degli artisti che andiamo a disturbare su queste frequenze. Brava Amanda, noi proseguiamo a seguirti e naturalmente tu prosegui a trasmettere le emozioni della terra e senza venderti, tra virgolette, a nessuno, perché sei un artista indipendente. Il bello degli indipendenti è proprio che possono incidere un pezzo, se non gli piace lo cancellano, lo remixano, lo risentono, lo fanno ascoltare a questo, a quell'altro, ma non sono obbligati a fare assolutamente niente perché il contratto non c'è molto spesso. Amanda Vitale. Hai detto benissimo, hai detto benissimo. Io ad esempio ho scelto la cover di Iris perché nella mia vita è arrivato mio nipote e io è una canzone che ho dedicato al mio nipotino, ma è una cosa che è successa adesso, l'ho sentita con il cuore, ok, ci mettiamo in studio, lavoriamo, ok, pubblichiamo. Io quello che la libertà è questa dell'indipendenza, sento un'emozione, la voglio dare alla gente, ok, la do alla gente, non mi interessa nient'altro. Si chiama Libertà, come la nostra radio, Radio come Libertà. La nostra radio. Grazie. Amanda Vitale, è un piacere stare in tua compagnia. Quando vuoi, bussa alle nostre porte, anzi, se per caso dovessi passare da Milano, bussaci fisicamente, perché ti ospitiamo volentieri di nuovo, ok? Con piacere, grazie mille. Ciao Amanda, a presto, buona estate. Grazie ad Amanda Vitale, bella tosta veramente, soprattutto ripeto incarna quello che è l'amore per il territorio, che è un qualcosa che io trasmetto quotidianamente, cerco di trasmettere qui al nord, è più dura, pezzi in lingua, in dialetto, sempre di meno. Però ragazzi è il motivo per cui siamo nati ai tempi Radio Padania Libera, un desiderio di libertà, un desiderio di federalismo, di autonomia, di aiutiamoci sì, ma niente fregature ragazzi, ma soprattutto un desiderio di portare avanti quelle che sono le tradizioni, i miti e ciò che i nostri genitori ci hanno insegnato e che troppo spesso
viene dimenticato perché adesso i nostri figli non hanno più genitori, hanno l'intelligenza artificiale. Prima della pausa un paio di messaggi, perché me ne avete inviati tantissimi anche per la trasmissione di ieri, Guest Star. Lo continuo a ricordare perché è veramente una cosa importante, e sui social della Lega di Alessandro Morelli tra pochissimo compariranno anche delle clip che riguardano l'intervista che abbiamo fatto ieri sera a Claudio Borghi Aquilini, quindi visto che seguite Alessandro Morelli, la Lega eccetera, vi appariranno, ve lo dico in anteprima. Andata benissimo la trasmissione, tantissimi messaggi inevasi perché in 2 ore non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. Ve ne faccio ad esempio ascoltare uno, prego. Buonasera Jerry, buonasera ai tuoi ospiti, sono Albino dall'alto, anzi l'alto medio canavese, va bene così. E sì, io uso l'applicazione sul telefono, ovviamente sul cellulare, per cui non ho problemi di audizione. E io avrei argomenti da affrontare, però quando ti chiamo la mattina già sono incavolato, quindi figurati un po' la sera. Comunque una sola cosa, con la storia della Valle di Susa, che mi ha già veramente rotto le scatole, è una cosa allucinante. Io propongo un metodo che è il più sicuro per togliersi dalle scatole questa massa di figli di donna di facili costumi, non so, chiamateli come volete, sono dei maledetti, degli esseri ignobili e schifosi. Metodo Bava Beccaris, con quello non sbagli, non c'è problema. Non ve lo racconto, tanto lo sapete voi meglio di me qual è il Bava Beccaris, però nessuno ovviamente lo approverà, anzi, ma vadano tutti a correre in bici, va. Date avanti, comunque va bene così, dai, pensate che per ascoltare voi ho dovuto rinunciare, come cavolo si chiama lì, quella che guardano i 3 milioni di decerebrati, Temptation Island, o l'altra, l'isola dei famosi, non si può. Ciao. Oh, buongiorno Semmi, buongiorno a tutti, buongiorno, attenzione, qui sono le 11, avete appena finito la trasmissione, ma avete detto, personalmente può interessarmi relativamente, che ci saranno messaggi, potrete interloquire, fare le domande, ma quando mai? Io non ne ho sentito uno, e nota che la trasmissione l'ho sentita tutta, non ho sentito un messaggio, d'accordo, eravate impegnati e compagnia bella, ma non c'era quel feeling che normalmente c'è come con la tua rassegna stampa, eccetera. Poi per la carità, la trasmissione vostra fatela come volete, quindi va bene così. Era anche la prima, quindi giustamente non si può pretendere il massimo. Comunque va bene, basta, solo quello, non vado, io ne avevo già mandati un paio di messaggi, sempre la mia solita polemica, adesso non ve li ripeto più, tanto tempo è passato, com'è che dicono, passata la festa gabbato il santo, quindi va bene così, dai, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure.
la tua radio. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Le cose che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu. Mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata a lui. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. A volte piangendo non vedi più, da come ha sorriso sembravi tu. Di notte è molto strano, ma il fuoco di un cerino ti sembra il sole che non hai. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Ragazzi, si lascia ballare, è un pezzo del 1966. Si faceva ballare anche ai tempi, ma con questo ritmo si tirano dentro anche i giovinotti. Perdono, Caterina Caselli, Dumar remix, l'interpretazione con un tappeto sonoro del tutto inedito, sonorità in stile exotica, ritmi e atmosfere Balearic House, frutto dell'estro di Mattia Del Moro, in arte Dumar. Alle 11.36 il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, potere al popolo, potere al territorio, potere alle emozioni molto spesso. E che emozioni che ci porta il giornalista e scrittore Dario Corradino. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. A caccia di emozioni, chi ci guarda in radiovisione e sui social può già sbirciare di che cosa si tratti. Il cammino di Santiago in 100 storie, un viaggio che cambia la vita. Ma il fascino di questo patrimonio simbolico, Dario, ti ha ispirato talmente che i libri su questo argomento si sono moltiplicati, e qui ci devi spiegare da cosa è partito questo fascino, dalla religione, da un desiderio di fare un'esperienza. Qual è l'attrattiva così potente che trovi in questo viaggio che hanno fatto in molti, ma non certamente alla portata di tutti, molti lo sentono nominare, ma mai penserebbero di fare una camminata del genere. Dario Corradino, raccontaci. Il Cammino di Santiago è un viaggio nella strada, lungo i sentieri, ma anche un viaggio dentro a se stessi. È uno dei grandi pellegrinaggi storici, l'hanno fatto milioni di persone da quando è stata ritrovata la tomba di San Giacomo Apostolo in Galizia, e
punto sperduto della Spagna, la tomba di un pescatore della Galilea, amico di Gesù. E quel pellegrinaggio è stata una cosa importante nei secoli, perché ha significato, per esempio, il punto di partenza della riconquista della Spagna, che era quasi interamente occupata dai Mori, dagli invasori dell'Islam. Parliamo ovviamente del Medioevo, ed era uno dei tre grandi tradizionali pellegrinaggi medievali. Uno era Roma, sulla tomba di San Pietro, uno era ovviamente la Terra Santa, per trovare però delle tombe vuote, perché Gesù è risorto, la Madonna è risorta e i loro sepolcri sono lì, visitabili, ma sono vuoti. E quindi l'importanza di trovare un altro apostolo importante e determinante come San Giacomo inaugura la stagione del pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Senti, quanto è importante la fede oggigiorno, perché siamo in molti a dire abbiamo la fede, ma poi non frequentiamo alcun luogo di culto e molto spesso freniamo e magari la nascondiamo davanti al prossimo perché quasi ce ne vergogniamo, o forse pensiamo di essere fuori moda a dire io credo. In che cosa sta sbagliando molta gente in questo momento, se sta sbagliando? Ma io credo che allora il cammino è un'esperienza fondamentale per moltissime persone. Su quella strada si trovano persone che arrivano da tutto il mondo, dall'Asia, dall'America, dovunque. È curioso andare a vedere nel sito ufficiale della cattedrale da dove provengono tutti i pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Ma al netto di questo, in realtà, gran parte delle persone non lo prende come un vero e proprio pellegrinaggio, cioè non va addirittura quello che sarebbe giusto fare, a visitare la tomba dell'Apostolo all'interno della cattedrale. Parlavi di fede. In realtà il camminare, fare un percorso così lungo, significa guardare spesso dentro se stessi. E questa è una cosa che non abbiamo più tempo di fare. Abbiamo delle giornate frenetiche e anche il dialogo con le altre persone è un dialogo che ci porta via poco tempo. Non abbiamo mai tempo di completare una chiacchierata con un amico. Un dialogo è fatto anche di silenzi, è fatto di momenti lunghi. Allora, chiacchierando si riscopre il dialogo, si riscoprono le altre persone, attraverso le altre persone si riscopre anche se stessi. È un modo diverso di reagire al mondo, di riscoprire il mondo, di riscoprire se stessi e quindi anche la propria fede in quei momenti. Sembra incredibile essere qui a raccomandare alla gente, agli ascoltatori: torniamo a incontrarci, torniamo a parlarci, torniamo a guardarci negli occhi. Sembra incredibile, ma Dario, siamo a questo punto, ormai schiavi di internet, ma soprattutto cominciamo ad avere paura, cominciamo ad avere timore. Da una parte timore quasi fisico dal punto di vista della sicurezza davanti a chiunque ti ferma per strada e ti chiede una cosa. Cominciamo sinceramente a dire meglio non fermarmi. Dall'altra parte timore forse di non essere all'altezza, e quindi non ci confrontiamo più con nessuno, o se lo facciamo a distanza su internet, e quello sì, e ne scriviamo di cotte e di crude, andandoci giù anche pesantemente. Sta cambiando tutto per colpa di internet, che però c'ha anche i suoi lati positivi. Difficile trovarli, ma ci sono. Intanto io faccio l'appello figlio d'Apollo per chi ci sta ascoltando e sta preparando le valigie. Lo so che siete in tantissimi che staccherete, come il sottoscritto del resto, Sammy Varin, per le vacanze qualche giorno, qualche settimana, i primi di agosto.
appello figlio d'Apollo, c'è della roba buona da portare in vacanza. Ad esempio i libri di Dario Corradino, che stiamo trasmettendo in radiovisione, ma che adesso Dario ci elenca, perché non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma soprattutto, ripeto, se non avete ancora niente da portare via, cliccate a Amazon, diciamolo chiaramente, internet, e vi arriva a casa magari anche domani, oppure si alza il culo, si va in libreria e lo si compra. Dario, mettici sul tavolo i titoli dei tuoi libri, voi a casa prendete carta e penna, pronti a segnare. Vai Dario. Allora, per gli appassionati del Cammino di Santiago, il mio primo libro è proprio dedicato al Cammino di Santiago, si chiama Il Cammino di Santiago in 100 storie ed è edito da Gribaudo e racconta i 2500 chilometri che ho fatto in Galizia attraverso tutte le strade che portano a Santiago e spiega quello che dicevamo prima, Sammy, cioè l'importanza di ritrovare il rapporto con le altre persone e capire che qualche volta facendo la strada insieme, condividendo lo stesso cammino, ci si trova molto più simili di quello che potremmo pensare. Sempre su Santiago, sempre da Gribaudo, Il cammino magico di Santiago, che è il mio secondo libro, e racconta tutte le cose che non siamo più abituati a vedere, perché quando camminiamo non sappiamo più leggere il linguaggio delle pietre, non sappiamo più leggere il linguaggio delle chiese, la simbologia delle cose che ci affiancano nella vita di tutti i giorni. E poi, se invece si è appassionati di romanzi e di thriller, arriviamo all'ultimo mio prodotto, che è Miracoli a comando, edito da Jolly Roger, ed è un thriller storico che però parte da un mistero medievale vero, legato alla storia, e ci porta ai giorni nostri con tutta una serie di delitti legati a quell'antico mistero, sempre nell'ambito del Cammino di Santiago de Compostela. Roba buona, roba indipendente, signori, siamo originali, siete anche voi originali e quindi cerchiamo quelle produzioni che non si raccontano su larga scala, come dico io quando parlo di feste e di appuntamenti in giro per l'Italia, parlo di sagre popolari, territoriali, frequentatissime sì, ma da chi abita nel circondario, cerchiamo di privilegiare questi canali assolutamente autentici, come ad esempio quelli che ci porta avanti questo signore che ha fatto esperienze incredibili. Dario Corradino, un piacere averti avuto con noi, ma qualcosa mi dice non finisce qui, perché c'hai sempre in preparazione qualche cosa e quindi ci sentiamo tra qualche mese con una nuova uscita, confessa? Assolutamente sì, è già pronta. Quindi aspetta solo il via dell'editore. Grazie, complimenti. Dario Corradino, Grazie buon lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori e un augurio a tutti per quest'estate. Buon cammino. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Buon cammino da Sammy Varin con 2 M, cammino, camminare, io cammino, c'era una canzone anche di Adriano Celentano, ve la ricordate? Cammino. 11:47, appuntamenti da non scordare, targati Lega, prima di tutto quello di mercoledì alle 15:30, perché non va in vacanza il Marco Grimoldi, la sua trasmissione Lega e dintorni imperverserà anche questo mercoledì alle 15:30. Si parla chiaramente di Lega, di sezioni della Lega, di leghisti duri e puri in giro per l'Italia. Domani via telefono avremo il sindaco di Lonate Ceppino, Clara Dalla Pozza, ma arriverà anche Matteo Di Benedetto. L'abbiamo sentito questa mattina dal Consiglio Comunale di Bologna, dove si è fatto fuoco e fiamme su quello che è successo a Bologna. Non è potuto intervenire mercoledì scorso Di Benedetto perché c'era Matteo Salvini a Bologna e devo dire dirà cose, perché si chiedono sempre più ad alta voce le dimissioni di Lepore, il sindaco di Bologna, che
ha chiamato a raccolta la gente in strada in momenti che forse non era il caso di chiamarli. Giro di messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Chiaramente, signori, se volete potete entrare anche in diretta in questo momento. Se chiamate 0292947222 c'è Simone che vi prende al volo e vi manda in onda con me. Giorgetti vuole tenere i conti in ordine? Va bene, ma perché non ci diamo una possibilità in più comprando il gas dalla Russia come la Spagna e la Francia? Forse perché l'Unione Europea non punisce questi due paesi, mentre se lo avessimo fatto noi ci avrebbe subito richiamati? La Spagna non fa il bilancio da qualche anno e forse per questo che non ha in essere nessun provvedimento nei propri confronti? Bella meditazione, Alberto. Alle prossime politiche, se vogliamo avere una chance di vincere, dobbiamo prodigarci nel ridare sicurezza agli elettori. Però, come scrisse a caratteri cubitali Sole 24 Ore, anche se per altra questione, fate presto. Ottima meditazione. Lella, buongiorno, vorrei dire un mio pensiero che probabilmente non sarà giusto, ma tu dillo lo stesso. Perché, visto i problemi di costo carburanti che poi si riflettono sui prodotti, il ministro Salvini non decide di aumentare il trasporto merci su ferrovia, che in Italia è all'8%, se non sbaglio penalizzato dal dominio su strada? Ci sarebbe meno inquinamento e smog, meno traffico pesante su strade e autostrade, via libera anche nei giorni di stop, vantaggi anche per gli autisti dei camion che siedono in carrozze speciali, quindi riposano. Come sapete si chiama autostrada viaggiante o trasporto combinato. Brava Lella, ottima idea, ma penso che Salvini la stia portando avanti rifacendo tutta la rete che esiste già da un po' di anni, ma era appena obsoleta. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Lisetta, buongiorno signor Quella. Semmi. Allora, io ho chiamato per il caso Bologna, signor Semmi, perché gli stranieri con problemi psichiatrici, ora basta secondo me. Allora, veramente mi vengono sui nervi a leggere ogni volta di questi immigrati, signor Semmi, che hanno problemi mentali o psichiatrici e che dobbiamo curare noi, a nostre spese, con il nostro servizio nazionale. E poi cosa succede, signor Semmi? Quando vanno in escandescenza e arriva la polizia, si dia sempre colpa alla polizia di qualsiasi cosa succede. È vergognoso. In questo ultimo caso parliamo di Fakir, ma ce ne sono molti altri casi precedenti simili a questo, io direi. Personaggio, mi sembra di aver letto, con precedenti penali per droga, ex carcerato, senza lavoro e che vaga per le strade a disturbare, danneggiare e importunare le persone oneste che lavorano. Ma dico io, signor Semmi, non si poteva espellerlo prima questo signore? Se fosse stato espulso prima o magari avesse anche fatto il carcere, dico io, nel suo paese d'origine, ce ne saremmo liberati prima di questo soggetto. Inoltre, signor Semmi, nel suo paese d'origine non avrebbe beneficiato dell'indulto e avrebbe fatto tutti i suoi begli anni di carcere, vere carceri, non le nostre. E avremmo evitato, anch'io dico, di arrivare a questo punto ridicolizzando e incolpando ogni volta le forze dell'ordine. Ma cosa fa la Meloni, signor Semmi, e il suo gruppo? Mi sembrano un po' lenti. Se andremo avanti così non vorrà più nessuno lavorare per la polizia o per i carabinieri. Io stessa sinceramente non lo farei. Mi sentirei presa in giro. Consiglio alla polizia, e poi termino, consiglio alla polizia di protestare di più per far valere di più il proprio prezioso operato. Nient'altro, la salute e buona giornata. E dici niente, grazie a Lisetta, fate come lei, chiamate 0292 94 7222 e dite la vostra su qualunque argomento. Arrivano ancora complimenti, ma anche critiche per la trasmissione di ieri sera, Guest Star, andate in onda dalle 21 alle 23, che riascolterete tra 10 minuti, trasmetteremo la replica. C'era il sottoscritto Sammy Varin, Alessandro Morelli, l'ospite Claudio Borghi Aquilini. Abbiamo parlato un po' di tutto con i vostri messaggi, chi ne voleva ascoltare di più, chi voleva più politica, chi ci chiede ottima idea, che star gradevolissimo, ma perché proprio di lunedì in concorrenza con Porro su Rete 4, unico talk non
comunista, è trasmesso da Rai, La 7 e Rete 4. È vero, e poi ieri c'era anche Matteo Salvini in concomitanza, quindi siamo andati benissimo con gli ascolti, è stato veramente miracoloso. Siete voi ascoltatori che avete fatto miracoloni schippando da Salvini a noi. Chiaro che tutte queste critiche ci stanno, ci devono essere, anche perché noi ci chiamiamo Radio Libertà e ieri c'è stata la puntata 0 di questa nuova chiacchierata. A settembre si ricomincerà e faremo ancora meglio. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono in linea. Quella, ciao. Ciao, senti, io volevo ricordare, siccome sono vecchio, volevo ricordare un episodio. Circa 25 anni fa, a Monza, è stato destituito dal prefetto un sindaco perché ha avuto un diverbio coi carabinieri. Mi ricordo che questo sindaco forse era della Lega. Il sindaco di Bologna che è raccolta a combinare quel che hanno combinato, nessuno lo tocca. Come mai? Questa è una domanda che io mi pongo. Grazie, a presto. Grazie. Ne parliamo domani pomeriggio alle 15:30 del sindaco di Bologna, l'epore e delle polemiche intorno a ciò che ha fatto, più che ha fatto lui, poi che hanno fatto le persone chiamate a manifestare. 23ª festa della Lega, dal 31 luglio al 3 agosto, signori. Siamo a Pompiano, in provincia di Brescia. Weekendone pieno, da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto. Festa della Lega a Pompiano, Brescia, tutte le sere dalle ore 19, la tradizionale cucina padana. Presso l'area feste di via Ortaglia, chiaramente gli esponenti locali e nazionali della Lega Salvini Premier, con ospitoni della miseria, ospitoni a livello nazionale, ma anche a livello territoriale. Aspetta un momento che vado a cercare, fammi un po' vedere. Perché in concomitanza da tutt'altra parte, signori, se ci ascoltate dal lago di Como, siete di Lecco, siete in Valtellina, siete in giro e magari volete farvi un weekendino e vi è più comodo andare di qua al posto che a Pompiano in provincia di Brescia, attenzione, perché questo venerdì parte la festa della Lega a Colico presso il Palalegnone di Viale Padania. Si comincia questo venerdì 31 luglio e guarda un po' in radiovisione che ospitoni che abbiamo: Nicola Molteni, Eugenio Zoffili e vai, Carlo Piazza, vice sindaco di Lecco, complimenti, Giulio Centemero e ancora Riccardo Molinari. Questi sono soltanto dei nomi a cui aggiungiamo Claudio Borghi Aquilini, vuoi che non vada alla festa della Lega di Colico presso il Palalegnone di Viale Padania, solo perché in Viale Padania chiaramente ci dovete andare. Segnate giù, signori, queste sono in particolare soltanto alcune delle feste della Lega sul territorio: Pompiano, provincia di Brescia; Colico, a 2 passi da Lecco e dalla Valtellina. Poi tutte le segnalazioni le trovate sul sito legaonline.it, che vi consiglio di visitare, anche perché ci sono poi tutte le ospitate. Enzo protesta perché fai vedere l'ombrellone e il cielo, ce lo sta mostrando anche lui in fotografia. Lui si trova in Puglia, zona Ostuni, e non si sente quasi niente, né DAB, solo su internet. Caro Enzo, è vero, in molte zone il DAB non arriva perfettamente. Il consiglio che vi do sempre è di estrarre completamente l'antennina della vostra radio, perché molti non la tengono estratta e il DAB cambia moltissimo come ricezione se non è tutta fuori. E poi ogni tanto di fare la risintonizzazione, schiacciare sulla vostra radiolina l'apposito bottoncino di sintonia automatica, perché molte radioline non si risintonizzano automaticamente sui nuovi ripetitori della vostra zona, quindi rimane magari sintonizzato quello che arriva da lontano, e nel DAB sapete, quando il segnale non è pieno, capito? Fa così, va e viene. Quindi
estrarre completamente l'antenna, risintonizzare la radio, poi certo la copertura come in FM non è mai totale 100%, per cui in alcune zone purtroppo non c'è ancora il segnale DAB, ricordiamolo, onde elettromagnetiche, quindi non c'entra niente l'internet. Chiaro che se scaricate l'applicazione di Radio Libertà dallo store gratuitamente, ce l'avete poi sul telefonino, l'iconina, ci cliccate sopra e parte Radio Libertà, e questo è carino perché ve lo portate veramente ovunque il nostro segnale. Qua mi fermo, io ringrazio Simone in regia, tutti voi per il gentilissimo ascolto, ma vi invito a restare qua perché tra pochi minuti parte appunto la replica di Guest Star, questo nuovo format radiofonico televisivo in diretta su Radio Libertà, ma anche su tante piattaforme importanti di esponenti della Lega e non, perché appariranno nel pomeriggio delle clip anche su altri siti molto seguiti, per fare notizia. Eh sì, perché abbiamo fatto dire cose importanti con molta fatica, perché l'erano Cicciaron, all'ospite Claudio Borghi Aquilini, che ascolterete tra pochi minuti. Io me ne vado, ma è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30.